La telecamera è buona ed è leggerissimo, prima dovevo via telecamere esterne e tutto. Siamo quasi, siamo quasi. La telecamera è buona, eccoci. Buonasera a tutti. Stasera stiamo con Saro Freni a parlare di un bellissimo libro che ho letto con piacere. Si chiama il PSI di Craxi, Partito Socialista Italiano di Craxi, Bettino Craxi, dal 1976 al 1987. E siccome poi tutte le persone di una certa età conoscono Craxi, ma non tutti i giovanissimi conoscono Craxi, che è morto nel febbraio del 2000. È stato presidente del Consiglio, segretario del Partito Socialista Italiano per un quarto di secolo. Ha vissuto, sì, di politica, perché poi ne parlerà Saro meglio di me, però nella politica, in quella politica lui ci ha creduto, tant'è vero che da segretario di sezione nell'Odigiano, è diventato poi segretario del partito e nel partito poi ha condotto la sua vita politica. È stato presidente del Consiglio, il primo non democristiano presidente del Consiglio, e poi per 4 anni, quando presidente della Repubblica era Sandro Pertini, che ne parleremo prossimamente con Gianluca Scrocco. Poi dopo ha avuto una parabola, insomma, e se n'è dovuto andare all'estero e all'estero poi è rimasto fino alla morte in Tunisia, avvenuta nel 2000. In questo libro noi analizzeremo gli anni in cui Bettino Craxi, Benedetto detto Bettino, fu segretario del Partito Socialista al congresso del Midas nel 1976, quando riuscì a diventarne socialista. E poi vedremo anche le persone, gli intellettuali, il dibattito intellettuale che c'era all'interno del Partito Socialista, che era un dibattito intellettuale di altissimo profilo che ci fa rimpiangere la politica del tempo che fu. Prego, Saro, a te la parola per delineare questo ritratto. Bene, intanto grazie per l'invito e un saluto a tutti gli spettatori. Io faccio vedere la copertina di questo libro, edito da Mimesis, che è una casa editrice che si occupa molto anche, diciamo, di storia contemporanea, e questo è effettivamente un libro di storia contemporanea, un libro di storia delle idee. È un libro di ricerca, nel senso che per scriverlo ho impiegato vari anni e, ed è un libro su Craxi e sul Partito Socialista di Craxi. Io faccio questa sottolineatura perché oggi siamo molto abituati ad identificare i movimenti politici con i loro leader. In effetti, Craxi, che fu segretario del Partito Socialista per molti anni, dal 1976 fino poi al Tangentopoli, quando il Partito Socialista, dopo due segreterie, eh, diciamo, diciamo di Valdospini, e, insomma Ottaviano del Turco, poi. Ottaviano del Turco, scusa, Ottaviano del Turco si sciolse a seguito di Tangentopoli, e quel partito si identificò molto con Bettino Craxi, ma fu un partito che ebbe una sua classe dirigente. Ecco, forse questa è una grossa differenza rispetto alla politica di oggi. Il Partito Socialista era un partito organizzato, era un partito ehm, come tutti i partiti di massa di allora, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista in primis, che aveva una vasta ramificazione in tutto il paese, ma era anche un partito che aveva una classe intellettuale non organica o non necessariamente organica, che elaborava su una cosa che oggi esiste molto marginalmente, delle riviste di cultura politica, un pensiero ed una linea strategica. Il libro parte nel 1976, perché il 1976 è l'anno, come hai detto tu giustamente,
in cui Bettino Craxi diventa segretario del partito, dopo elezioni molto sfortunate per il partito, quelle famose del 20 giugno, che furono caratterizzate da una forte eh, polarizzazione del voto tra DC e PC, e dà vita ad un rinnovamento generazionale che coinvolge non soltanto Craxi, ma anche altre figure importanti del partito, De Michelis, Martelli, Signorile ed altri, che, la cui analisi fondamentale è che il Partito Socialista, soprattutto nella ultima fase, nella fase della segreteria di De Martino, non aveva iniziativa politica e soprattutto appariva come subalterno alle tesi del PC, sia su un piano propriamente politico che su un piano di identità ideologica. E, dopo il cosiddetto primum vivere, fu questa una delle frasi, come dire, uno degli slogan che caratterizzò quella prima fase, arrivò il Deinde Philosophari, cioè arrivò la fase in cui soprattutto mondo operaio, diretto allora da Cohen, e attorno al quale ruotavano tutta una serie di intellettuali importantissimi, Norberto Bobbio, Salvadori, Pellicani, Luciano Cafagna e altri, insomma, accompagnarono questa fase, diciamo così, di iniziativa del partito con, dando vita a dibattiti culturali che avevano al centro una diciamo, ridefinizione dell'identità politica del Partito Socialista, che doveva un po' riscoprire la sua vocazione originaria, la vocazione dei suoi fondatori, cioè il riformismo. Nel libro vengono ricostruiti questi dibattiti e parallelamente vengono ricostruite anche le scelte politiche del partito. Ovviamente il rapporto tra intellettuali e partito, tra intellettuali e Bettino Craxi, non fu sempre idilliaco, anzi c'è da dire che dopo una prima fase di forte concordanza ci fu una seconda fase di divergenza, di dissidio, e alcune figure poi si allontanarono. Altre invece rimasero nel, diciamo, questo milieu culturale che comunque, appunto, ripeto, non era organico, cioè non dobbiamo immaginare degli intellettuali che agivano come braccio del partito, tutt'altro, erano persone molto indipendenti e molto diverse tra loro. Tra un Bobbio e un Pellicani c'è una diversità di impostazioni e lo si vede nella mia ricostruzione. In questa fase c'è quindi il momento di espansione, diciamo, del craxismo, che culmina attraverso il congresso di Torino del 78, attraverso il dibattito del 79, anni seguenti, sulle riforme istituzionali, attraverso la conferenza programmatica di Rimini, culmina poi nella presidenza del Consiglio. Craxi fu certo il primo presidente del Consiglio non democristiano della Repubblica, fu il secondo dopo Spadolini. Spadolini aveva in un certo senso rotto un'egemonia per una situazione che si era venuta a determinare del tutto particolare dopo la crisi del governo Forlani, che era entrato in crisi dopo la scoperta delle liste della P. Nel libro si parla quindi del governo Craxi e di alcune sue scelte importanti, anche attraverso poi, come dire, la lente del dibattito che queste generano. Si parla ovviamente di quella che fu probabilmente la scelta più rilevante del governo in termini di politica interna, e cioè la vittoria al referendum sulla scala mobile.
C'è poi tutta una anche trattazione sulle questioni di politica internazionale, Achille Lauro, Sigonella, eccetera, ma c'è anche una riflessione sull'Italia che cambiava. Negli anni Ottanta, infatti, il Partito Socialista intercetta una voglia di cambiamento del paese e alcuni mutamenti obiettivi della sua struttura industriale e della sua composizione sociale. Cioè è un paese negli anni Ottanta che vede entrare in crisi di vecchie narrazioni, una riscoperta anche del privato dopo il cosiddetto riflusso, no? Alla fine del 79, quindi un appannamento, un mutamento delle identità collettive, una riscoperta un po' dell'individuo. Questo mutamento fu da una parte interpretato dal Partito Socialista, dal suo gruppo dirigente, in parte l'ambizione fu quella di governarlo. Lo slogan di Rimini, della conferenza programmatica, era governare il cambiamento. Ora, nel libro si riflette molto su questo fatto, cioè sulla sfaccettatura di questi cambiamenti. In altri termini, si può dire che il Partito Socialista aveva molte ambizioni riformatrici per il Paese e diceva di avere molte ambizioni riformatrici anche per se stesso, per la struttura del partito. Uno dei capitoli, infatti, è dedicato proprio a questo, la riforma del sistema e la riforma del partito. Nel libro si spiega anche per quali motivi poi nella riforma del sistema ebbe uno sviluppo. Io parlo a un certo punto del decisionismo non istituzionalizzato, cioè a un certo momento la fine del progetto dell'alternativa di sinistra e il pentapartito come idea, come tentativo di stabilizzazione del paese attraverso il vecchio centrosinistra con poi l'adesione del Partito Liberale, è un tentativo che in un certo senso supplisce a quel tipo di riforme che Craxi aveva sostenuto con l'articolo del 1979 sull'Avanti, ottava legislatura. Dicevo che c'era questo, ma poi ci fu anche una grossa difficoltà che poi portò alle conseguenze che sappiamo di riformare il partito, e cioè il ruolo del partito all'interno del sistema di quella che giornalisticamente viene chiamata la Prima Repubblica. Cioè il Partito Socialista e Craxi nello specifico, nascono come e si presentano come innovatori del sistema, finiscono come percepiti, e in parte lo erano anche per nature obiettive, come puntelli del sistema, di un sistema che già dagli anni Ottanta veniva percepito da una grossa fetta dell'elettorato come screditato e che tuttavia poteva godere, e godette fino al 1989, della rendita di posizione dovuta agli assetti internazionali. Beh, insomma, questa è lo dicevamo prima dell'inizio della diretta, questo potrebbe essere diciamo, l'argomento di un libro successivo, perché il mio libro si ferma al 1987, che è l'anno in cui finisce l'esperienza governativa di Bettino Craxi e in cui, in un certo senso, finisce anche per citare Berlinguer sull'URSS, la spinta propulsiva, cioè il momento di maggiore iniziativa politica e strategica del partito. Questo è, come dire, per inquadrare un po' il senso del mio lavoro. Certo, poi ora andiamo nello specifico, vediamo le fasi in cui è definito il libro, cioè come hai distinto tu il libro, eppure le fonti su cui tu poi hai lavorato, perché accennavamo prima
alle riviste influenti da un punto di vista culturale, Mondo Operaio, lo stesso Avanti, i nomi di prestigiosi intellettuali che scrivevano, però poi vedremo anche i dissidi interni che ebbe Craxi, che nella sua posizione poi si trovava Antonio Giolitti, altri dello stesso De Martino che poi chi venne estromesso, chi se ne andò, insomma, vediamo un po', perché poi è un po' complessa la storia, non sono tutte rose e fiori, vediamo un po' come... Allora, parto dalla scansione. Il libro comincia appunto con le elezioni del 1976 e le conseguenze politiche che queste elezioni ebbero sul sistema dei partiti e in particolare sul Partito Socialista. Ehm, la percezione di una linea politica confusa o comunque priva di mordente e di spinta fu il motivo che, secondo gli osservatori del tempo e secondo coloro i quali poi hanno ricostruito quegli eventi in termini storiografici, hanno prodotto, ecco, quel risultato politicamente infelice. Il Partito Socialista andò sotto il 10%. Dopodiché si ricostruisce un altro evento che ebbe una grossa importanza per il paese, ovviamente, il rapimento e poi l'uccisione di Aldo Moro, che vide il Partito Socialista distaccarsi, distanziarsi dalla linea che poi fu la linea che prevalse, diciamo, nella classe dirigente del paese, cioè della linea della fermezza. Questa scelta di Craxi è stata oggetto di molte critiche, c'è chi la vedeva come il risultato di diciamo, un tentativo opportunistico di incidere sulle contraddizioni del- della solidarietà nazionale, cioè dell'alleanza o della convergenza tra DC e PC. Per altri invece era il coerente e la coerente espressione di una cultura politica libertaria, umanitaria, non statolatica, che metteva al centro la vita di un uomo rispetto diciamo, al destino dello Stato, visto come un costrutto, un po', insomma, un costrutto artificiale. Dopodiché vi è tutto il tema della grande riforma, che un po' percorre il libro perché viene riproposto un po', diciamo, un po' a singhiozzo, ma insomma che sostanzialmente caratterizza la fase dal 79 fino all'83, quando poi appunto Bettino Craxi diventa presidente del Consiglio. E, c'è tutto il tema, come detto, della conferenza programmatica di Rimini, che fu un grande evento culturale e politico che caratterizzò quella fase, in quanto io dico che gli intellettuali venivano lì fu un consesso di grandi intellettuali, di grandi tecnici, di persone importanti e autorevoli di grande dottrina, che però venivano lì, ecco qui c'è anche il cambiamento del ruolo dell'intellettuale, coinvolti più per dare delle prospettive sul futuro che non nel loro ruolo che spesso era stato attribuito agli intellettuali di, come dire, intellettuali oracolari, no? Che arzigogolano spesso, talvolta anche sui mali del mondo. Quindi in quella circostanza ci fu un momento di grande protagonismo del partito di Craxi, di Martelli, che fu un po' il grande ideatore dell'iniziativa. Poi abbiamo detto c'è il periodo del governo Craxi, quindi l'83, l'anno in cui Craxi diventa Presidente del Consiglio, eh, sfruttando eh, la,
la scarsa, diciamo, la deludente performance democristiana delle elezioni dell'anno, diciamo, di quell'anno, che mettono De Mita in difficoltà e quindi aprono la strada al, ad un governo guidato dal secondo partito della coalizione. Cerco di ricostruire i temi che caratterizzarono il governo Craxi, ma parallelamente cerco di ricostruire, e questo secondo me è un tema anche importante, le critiche che vennero rivolte da quell'ambiente intellettuale che pure aveva appoggiato Craxi ai suoi inizi, eh, per via della gestione del partito e del tipo di posizionamento che il partito stava andando ad assumere all'interno di della cornice del pentapartito, che sembrava che era un'alleanza forte, che sembrava eterna. Ecco, perché se non fossero intervenuti poi i fatti internazionali dell'89, molto probabilmente quella coalizione avrebbe espresso negli anni a venire, anche se è difficile fare la storia con i sé, la guida del governo. E andiamo al secondo punto, il tema delle fonti. Io ho cercato di prediligere in questo lavoro le fonti a stampa, in particolare, come detto, i quotidiani e le riviste, sia di area socialista che di area non socialista. Per esempio, quando tratto la questione Achille Lauro Sigonella, ricostruisco la posizione del Partito Repubblicano anche attraverso gli articoli, i commenti della Voce Repubblicana. Analizzo ovviamente per tutto il periodo l'Avanti, Mondo Operaio, la critica sociale, Nord e Sud, Il Mulino, che erano riviste che ovviamente non avevano milioni e milioni di lettori, ma così non li avevano neanche i giornali quotidiani, ma che avevano un'influenza che oggi difficilmente potremmo immaginare. La Critica Sociale era una rivista di orientamento socialista riformista, il Mondo Operaio era, come dire, la punta di diamante dell'intellettualità socialista, con posizioni anche di forte autonomia che si sviluppano nel corso di tutta la sua storia. Le altre riviste che ho citato sono Mulino, lo conosciamo tutti, insomma, adesso è noto come una rivista, come dire, molto accademica, ma insomma nasce come un tentativo di incontro delle culture cattolica riformista, liberal democratica e progressista. Nord e Sud era la rivista del, come dire, meridionalismo democratico, e offro dei punti di vista, una lettura di quegli eventi e della figura di Craxi e della strategia politica del PSI. Ovviamente, e concludo qui questo mio secondo intervento, questa non può non essere una prospettiva parziale, perché molte altre fonti si potevano interrogare, d'altra parte altri testi sono più orientati chi a ricostruire la biografia di Craxi, chi a ricostruire con maggiore attenzione le dinamiche interne al partito. Io ho scelto questa strada perché intanto, secondo me, colmava un po' una lacuna in questo senso, e poi perché l'ho trovata, insomma, ho trovato un modo, se vogliamo, originale per illuminare un tema che mi è molto caro, cioè il rapporto tra intellettuali e politica, un rapporto che ovviamente è andato modificandosi nel corso degli anni e che, diciamo, poi si è molto appannato, se non spento, perché diverse sono le modalità di formazione del consenso e di selezione delle classi dirigenti, ma che in quella fase aveva un peso e mi è sembrato interessante approfondire. Interessante. Parliamo un po' di qualche intellettuale, Budget Bozzo, insomma, se ricordiamo, insomma, qualcosa se tu sai
Se hai descritto anche i ruoli, facciamo nomi e cognomi e approfondiamo un po' il loro rapporto col partito. Sì, beh, Baget Bozzo è ovviamente citato, fu un importante intellettuale italiano che ebbe un percorso eh, complicato perché lui era, come tutti sanno, un sacerdote e aveva cominciato le sue, insomma, era stato vicino per un certo periodo alla, alla- ad ambienti cattolici anche molto conservatori a Genova, poi aveva preso delle posizioni invece, diciamo, progressiste in linea, poi con il cambiamento che era intercorso dopo il Concilio Vaticano II, era un collaboratore di giornali importanti e il suo libro sul Partito Cattolico, sulla DC, è ancora, come dire, un libro eh, classico in questo senso, e si avvicina molto al Partito Socialista e si faceva spesso, come dire, con aria ironia, no? Sul fatto che fosse il cappellano di Craxi, poi successivamente si avvicinò molto a Forza Italia, è uno dei personaggi che partecipa a questo dibattito, lo fa anche su Mondo Operaio. Un altro personaggio importante è certamente Norberto Bobbio. Qui non è ovviamente, insomma, diventa inutile da parte mia presentare Norberto Bobbio e la sua importanza che ebbe nella cultura italiana e nella edificazione di un punto di vista liberal-socialista che si giovava del retaggio storico, politico e morale dell'azionismo. Norberto Bobbio è protagonista in una prima fase, poi diventa molto critico verso certe degenerazioni del Partito Socialista, ma in una prima fase è colui il quale conduce questa battaglia a metà anni 70 contro certe, o almeno certe interpretazioni monolitiche della cultura promosse dalla cultura comunista e fu una figura centrale anche perché la sua autorevolezza non si limitava ad alcun recinto di partito, era un personaggio, poi fu per molto tempo editorialista della Stampa, fu senatore a vita e quindi le parole di Bobbio avevano un peso. Io faccio un piccolo esempio. Bobbio a un certo punto e, e- e tra l'altro si parla di lui anche come possibile presidente della Repubblica, quindi è una figura che non è soltanto un accademico puro. Però dicevo, le parole di Bobbio vengono sempre considerate con grande rispetto. C'è per esempio un'intervista che rilascia proprio sul referendum, ne parlavamo prima, e sulla, come dire, sulla legittimità o meno del referendum sulla scala mobile, che viene considerato un po' anche, come dire, insomma, tutti cercavano un po' come dire, l'avallo di Bobbio per dare la sua grande autorevolezza. Un'altra figura importante che io cito molto nel libro, ovviamente, è quella di Federico Cohen, che è il direttore di Mondo Operaio, fino alla metà degli anni Ottanta, e quando viene poi sostituito da Luciano Pellicani. Federico Cohen è un uomo della sinistra interna, e, forse è una figura in un certo senso da rileggere, perché dava delle interpretazioni anche molto acute, molto originali su questa ridefinizione dell'identità politica socialista che lui vedeva con favore, anche se poi negli ultimi numeri della rivista, insomma, cioè della sua direzione, non, non, non gli sfuggono tutti gli elementi critici di questa evoluzione che per gli avversari era una involuzione moderata del partito.
Luciano Pellicani, l'ho citato prima, eh, autore, ispiratore, insomma, estensore materiale, diciamo, le cose come stanno, del famoso saggio su Proudhon, no? Il Vangelo socialista. Questo è anche a questo tema io ho dedicato molte pagine, forse chi ci sta ascoltando lo ricorderà o forse no, e ad ogni modo glielo ricordiamo. Ehm, diciamo, questa rottura verso la cultura ufficiale eh, anche del Partito Socialista, che il Partito Socialista in un certo senso aveva introiettato per questa subordinazione che viene molto deplorata poi successivamente verso il PC, e questo famoso saggio su Proudhon, cioè che viene firmato da Craxi, però materialmente scritto da Luciano Pellicani, che un po' ricostruisce un profilo, adesso a parte la figura di Proudhon, che vabbè, un po' una provocazione, però insomma la riscoperta la figura di Proudhon, però insomma ricostruisce il profilo ideologico di un socialismo non marxista. Cioè, il punto fondamentale è che esistita, ha avuto un peso e una importanza e un rilievo culturale, un socialismo non marxista, in parte pre-marxista, in parte anti-marxista, che aveva delle figure che certo non ebbero l'influenza e l'importanza di Karl Marx, che tuttavia, rilette anche alla luce dei mutamenti politici e sociali di quegli anni, potevano dare una sorta di fonte di ispirazione. E, beh, un altro intellettuale che gioca un ruolo in quella fase è Luciano Cafagna, intellettuale, storico dell'economia, di impostazione, diciamo, liberal socialista, e che più di altri vede i pericoli che non tutto il partito vede, c'è anche un elemento critico in questo senso, rispetto alle degenerazioni assistenzialistiche che avevano caratterizzato, per motivi che possiamo discutere, insomma, una grossa parte della storia della Repubblica, e Luciano Cafagna dà delle sue letture, poi lui fa anche una rilettura successiva di quegli eventi e cerca di spiegare per quale motivo i riformisti che avevano vinto la battaglia ideologica e politica poi risultano perdenti dopo l'89. Ci sono dei suoi scritti, diciamo, di analisi o memorialistici o di analisi retrospettiva molto interessanti su questo punto. Ci sono anche altre figure che partecipano, non partecipano, partecipano a periodi, Salvadori, ad esempio, un grande storico, no? Che si stacca, diciamo, dalla cultura del PC per aderire per un periodo anche a questo tentativo di riforma del Partito Socialista, poi appunto ne- se ne allontana deluso. Ci sono poi anche figure eh, giornalistiche, ad esempio su Reporter, che è questo quotidiano che dura poco, dura giusto il periodo, diciamo, del referendum, metà degli anni Ottanta, e scrive allora relativamente giovane Giuliano Ferrara, sotto pseudonimo, con lo pseudonimo di Piero Dell'Ora. Ferrara era uscito dal PC nel 1982 e mano a mano si avvicina al Partito Socialista e a Craxi, e su questo quotidiano interessante, anche molto innovativo, diretto da Enrico De Aglio, fa delle analisi
diciamo così, lui è, come dire, soprattutto fa delle analisi sul PC e quindi rammenta al PC la lezione di Giorgio Amendola, che era morto 5 anni prima, morto nel 1980, che il PC di allora, che aveva preso un'altra strada, a suo avviso non aveva. Insomma, ci sono poi tante altre figure ed poi diventa anche interessante scorrere le note per andare anche a ripescare citazioni, prese di posizione. Certo, io non ho citato, ma perché non so se farlo ricadere nel novero degli intellettuali o nel novero dei politici, ma forse l'intellettuale più politico, il più politico degli intellettuali, Giuliano Amato, che è un po' l'architetto anche di alcune delle eh, prese di posizione, soprattutto in campo istituzionale del PSI. Insomma, è un po' una rilettura di una fase storica che vede gli intellettuali non più, come ho detto prima, non necessariamente visti come una classe a sé, no? C'era spesso questa tentazione di pensare che gli intellettuali fossero come gli studenti, come gli operai, eccetera, una sorta di classe autonoma che avesse una sua identità. No, ma intellettuali visti individualmente come pensatori, come tecnici del diritto importanti che si avvicinano al Partito Socialista, sono anche ministri, o tecnici dell'economia, o come no, diciamo, figure che arricchiscono un dibattito che poi ha un suo sviluppo politico in parte autonomo, ma che nasce evidentemente anche da quei dibattiti intellettuali. Interessante pure Giuliano Ferrara, Giuliano Maria. Parliamo ora, scusa, torniamo un po' indietro, parliamo di Sigonella, che ci fu un grande dibattito anche all'interno del Parlamento. Il Partito Repubblicano, come tu ricordi, insomma, attaccò Craxi. Ci stanno proprio, credo su YouTube, ci stanno ancora i discorsi, brevi spezzoni in cui Craxi poi attacca il Partito Sì, Repubblicano dicendo che Mazzini, nonostante abbia condotto una vita austera, avesse condotto una vita austera, comunque poteva essere definito un terrorista perché aveva propositi, insomma, lo faceva, insomma, per l'unità dell'Italia, perché l'Italia fosse repubblicana, quindi poi non era da condannare tout court, insomma, l'operato dei palestinesi, cui Craxi era molto vicino. Insomma, quello è un aspetto molto importante che poi l'Italia ha abbandonato, sostanzialmente poi l'Italia ha abbandonato, l'Italia di oggi è vicina a Israele, cioè è sostanzialmente abbandonato quella politica di 40 anni fa che vedeva vicino Craxi, Andreotti, è stata dimenticata. Parla di quel frangente molto importante. sì, beh, insomma, la vicenda un po' la ricordano tutti. Nel libro viene ricostruita in modo, credo, spero, insomma, abbastanza esauriente. E insomma, il dirottamento della nave Achille Lauro e tutto ciò che poi ne seguì, soprattutto il conflitto che dopo una prima fase in cui sembrava che le cose stessero andando per il verso giusto, dopo la scoperta eh, della uccisione del passeggero Leon Klinghoffer, ehm, c'è un conflitto tra l'Italia e gli Stati Uniti che ha una serie di implicazioni di natura internazionale, di diritto internazionale, di interpretazione di quello che è successo e, ehm, e l'Italia e gli Stati Uniti hanno in quel momento il momento di maggiore frizione dal dopoguerra. E questo l'ho raccontato in modo un po' così, un po' sintetico, l'evento. Ehm, la cosa porta con sé un grosso dibattito politico, perché il Partito Repubblicano, allora il Partito Repubblicano esprimeva il ministro della Difesa, che era Giovanni Spadolini, prende una posizione contraria a quella di Craxi, ritenendo di interpretare
la tradizione atlantista di quel partito e dell'area, diciamo, culturale a cui Spadolini apparteneva, e paradossalmente invece il Partito Comunista a sostenere, magari strumentalmente, Craxi, con argomenti che un po' riprendono anche vecchie tesi più o meno propagandistiche che il Partito Comunista aveva sempre, eh, eh, soprattutto nell'iniziale, diciamo, nell'immediato dopoguerra portato avanti sull'indipendenza nazionale. Craxi fa quel discorso che hai ricordato, in cui dice che condanna la lotta armata dell'OLP non in via di principio, ma solo perché non porterà ai risultati sperati. E in una chiara polemica col Partito Repubblicano, che si considerava l'erede politico del mazzinianesimo, eh, fa quel parallelismo tra Arafat e Mazzini. Dice: Mazzini, quando era in esilio, progettava gli assassini politici. Il Partito Repubblicano in realtà non è, poi ci sono, io lo ricostruisco, ci sono delle interessanti riflessioni di Paolo Bonetti, che era un intellettuale molto acuto, che insomma scrive: questa è un po' la classica tradizione italiana di stare con, insomma, un piede in due scarpe. E c'è un'intervista a Rosario Romeo che parla di questo, diciamo, rigurgio di nazionalismo, che lui dice: ma non è una cosa seria, è una cosa del tutto superficiale. E va detto che se Craxi lancia una frecciata particolarmente velenosa alla cultura del Partito Repubblicano, con l'equiparazione tra Arafat e Mazzini, il Partito Repubblicano non è da meno, perché in un articolo dice pressappoco: gli eredi politici, cioè i progenitori politici di Craxi, avevano strumentalizzato Garibaldi nel 48 e adesso lui fa lo stesso con Mazzini, ricordando ovviamente l'utilizzo della figura di Garibaldi come simbolo del fronte popolare che univa PSI e PC. La questione che tu ponevi sul rapporto tra PSI e tra la cultura socialista e la questione medio orientale è molto complicato. Molto complicato, è complesso, nel senso che ha una serie di sfaccettature. Il Partito Socialista, infatti, storicamente era stato un amico di Israele, ed era stato vicino alle ragioni di Israele, e almeno, cioè, per tutta la sua storia, anche considerata la tradizione socialdemocratica laburista a cui si ispirava il gruppo dirigente che guidò Israele dalla sua nascita nel 48 fino all'ascesa di Begin e del Likud. Quindi c'era tradizionalmente una certa vicinanza. Allo stesso tempo, però, soprattutto dall'inizio, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, c'è un parziale mutamento di prospettiva del Partito Socialista e della cultura socialista, che pur continuando a sostenere il diritto di Israele ad esistere, vede nella figura di Arafat e dell'OLP un possibile interlocutore, tra l'altro di una cultura, come dire, nazionalista ma laica, ecco, che era colui il quale, tra l'altro, questa era un po' una questione su cui si dibatte molto all'interno, cioè nel quadro del dibattito su Sigonella, è comunque una figura che si suppone possa controllare, ecco, il movimento, diversamente da altre figure, di altri movimenti che volevano
in qualche modo subentrargli nella leadership. E Craxi quindi in quel momento prende una posizione che da alcuni è tacciata di terzomondismo e da altri invece è considerata diciamo il tassello di una politica, della tradizionale politica italiana verso il mondo arabo, che aveva, diciamo, importanti precursori. Ecco, io in questo senso ho cercato di ricostruire gli elementi, sì, gli elementi di cronaca nei limiti del possibile, ma soprattutto gli elementi culturali di quella vicenda che forse possono anche essere interessanti dati gli sviluppi successivi di quelle, diciamo, tragiche vicende belliche che arrivano fino a noi. Tu prima hai ricordato Paolo Bonetti, ricordo Paolo Bonetti che insegnava a Cassino, ha fatto un esame, filosofia morale, insomma, che grande intellettuale, poi, che scriveva, molto, insomma, molto ascoltato, insomma, andrebbero raccolti gli scritti giornalistici, semmai, credo, Sì, e commemora che è morto diverso tempo fa, perché comunque è stato sì. un grande intellettuale, insomma. È stato un grande intellettuale illuminista, ha scritto un libro sul mondo di Pannunzio e era anche una persona molto, molto brillante. I suoi scritti giornalistici, ma qualcosa forse è stato pubblicato, però certamente è una figura da riscoprire. Ora parliamo però Craxi poi alla fine è stato visto come il suo percorso lideristico, nel senso che non voleva rivali all'interno del partito, perché per effetti poi l'abbandonavano anche, non dobbiamo vedere solo la carriera vincente. Andiamo verso il declino, perché poi non declino i mani pulite, proprio il declino politico, perché poi, come hai detto pure tu, già negli anni, a fine anni 80 ci stava una parte del paese che non credeva più in quel tipo di politica, insomma. E lui non ha interpretato il futuro, insomma, il futuro breve, insomma, che di lì a poco poi ci sarebbe stato, perché alla fine si è giocato in pochissimi anni il suo declino proprio sceso in giù, in basso. Prego. Beh, allora, diciamo, una storia di lungo periodo vede già nella tragica fine di Aldo Moro la crisi della Repubblica. Quindi gli anni Ottanta da questo punto di vista sono un tentativo di rispondere, ecco, insomma, alle sfide del tempo, ma con strumenti, cioè i partiti politici, che non godevano più del consenso di cui avevano goduto negli anni 50 e 60. C'è tutto un discorso ovviamente di degenerazione del costume politico, di logiche di potere che sembrano prevalere rispetto a discorso di pura adesione ideale. E tutto questo era oggetto di dibattito al tempo, cioè non ci siamo svegliati improvvisamente scoprendo che c'era il malcostume. Tuttavia è vero quello che dici, la cosa si è giocata in pochi anni, nel senso che eh, dopo la fine del governo Craxi ci sono una serie di governi democristiani, governo Fanfani, Goria, De Mita, poi c'è il famoso settimo governo Andreotti e in base agli accordi che diciamo, che intercorrevano tra gli alleati di governo, il 92 doveva essere l'anno del ritorno di Craxi alla guida dell'esecutivo. E, in mezzo però c'è l'89 che cambia tutto, cioè c'è il crollo del muro di Berlino, il crollo del comunismo internazionale, ma anche della rendita politica dei partiti anticomunisti, che e il primo episodio si vede già nelle amministrative del 1990, quando
Lega di Bossi, che si era appena federata con le altre leghe locali, la Lega Nord, fa un grosso risultato in Lombardia. E non è un caso che questo impensierisse i socialisti, perché la Lombardia, Milano in particolare, quindi parte, come dire, più produttiva, più innovativa del paese, era stato il luogo d'elezione dei socialisti. C'è tutto un tema anche di interpretazione di questi umori antipartitici, che evidentemente i socialisti non volevano, certamente non potevano, non era parte della loro storia, interpretare nella chiave che poi è stata della Lega di Bossi, di Forza Italia e di Berlusconi, cioè una chiave antipartiti, antipolitica. Ehm, Certamente, come si dice, il muro è caduto sui comunisti, ma in particolare è caduto su quelli che sulle forze politiche che si opponevano ai comunisti. C'è ovviamente da parte di Craxi la scelta di aderire insomma, all'alleanza del CAF con Giulio Andreotti e con Forlani, che fanno fuori De Mita dalla segreteria, e questa scelta è spesso molto criticata. D'altra parte bisogna capire quali fossero le scelte alternative, perché è ovvio che l'alternativa di sinistra era molto difficile da attuare, considerato che c'erano 10 anni di governo all'interno, diciamo, nell'alleanza di pentapartite, un partito comunista che aveva assunto nel corso degli anni Ottanta posizioni molto oltranziste. Certo, c'è un errore nella lettura che fa Craxi, è facile dirlo a posteriori, c'è ovviamente una lettura, io non ne parlo nel libro perché appunto è fuori dal mio raggio d'analisi, però è una lettura sbagliata del movimento referendario. O forse mi sento di dire, quindi del movimento, che un esponente relativamente giovane, emergente della Democrazia Cristiana, Mariotto Segni, porta avanti tra il 91 e il 93, diciamo, proponendo quei referendum che segnano la fine della cosiddetta Prima Repubblica. Craxi dice andate al mare e quindi non interpreta, non riesce a comprendere del tutto il sentimento antipartitocratico che esisteva nel paese e che quei referendum contribuirono ad innescare o comunque a far esplodere, mettiamola così. E il resto poi è un'altra storia, ma è una storia che ovviamente trae molte delle sue premesse da ciò che era avvenuto tra la fine del 1989 e- e l'inizio di quegli anni 90 che hanno cambiato completamente il volto della situazione. Certo, tutti in pochi anni. Convengo con te che non era possibile unità socialista, pure quello è un po' ambizioso perché c'era odio in corso, astio, insomma, chiamiamolo, c'era la classe del PDS, vabbè, prima era la classe del PC, insomma, e il PSI. Quindi, anche se poi paradossalmente erano alleati nelle regioni, le amministrazioni comunali, solo che ai vertici non si poteva verificare. Questo è un paradosso pure. È un paradosso, d'altra parte, tu hai detto, e io ho convenuto con te, che si gioca tutto in pochi anni, ma possiamo anche dire che molte delle cose si giocano veramente in pochi mesi, perché appunto io non ne parlo nel libro, ma insomma è cosa nota che l'arresto di Mario Chiesa avviene il 17 febbraio del 92, le elezioni sono ad aprile, eh, ancora la valanga di Tangentopoli non si è, non si è scaricata sui vertici dei partiti, quindi le elezioni di aprile nella sostanza confermano
a grandi linee i rapporti di forza. Certo non c'è lo sfondamento del PSI, certo c'è una Lega Nord che erode parte del consenso dei partiti di governo, però c'è anche una sinistra post-comunista spaccata, perché nel frattempo era intervenuta anche la scissione di Rifondazione Comunista, quindi una situazione magmatica, ma nella sostanza quei partiti che ad aprile sono ancora presenti nella scheda elettorale, appena 2 anni dopo non esistono più. Nel frattempo era successo di tutto. Certo, tutto in pochi mesi, è così, è così, è così, è così. Cioè, si è rotto un sistema in pochi mesi, insomma. Poi leggevo pure sui giornali, insomma, che tra il 92 e il 93, poi. Craxi ebbe l'ultimo discorso in Parlamento nel 93, mi pare, insomma, Sì, era, sì, e i poi ha famosi fatto il discorsi, Rafael. Sì, 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 sì. sì, il famoso discorso sul finanziamento. E poi è crollato tutto un sistema da cui poi è nato l'attuale, insomma, in sostanza, perché. Però Dio, Sì, punti di continuità, se tu cioè, riesci a vedere i punti di continuità nell'attuale politica, con quelle politiche, quella della prima Repubblica, qualcosa ma che. allora, dunque, allora, i punti di continuità nei sistemi politici sono spesso punti di continuità del ceto politico, nel senso che, beh, magari non quello di oggi, perché poi sono passati ormai, sembra ieri, ma sono passati 30 anni e più dalla fine come dicono i tecnici, della prima fase della Repubblica, cioè la cosiddetta prima Repubblica. Però ci fu tra la cosiddetta prima e la cosiddetta seconda Repubblica spesso una continuità in parte di ceto politico, anche perché pure i partiti nuovi, si pensi a Forza Italia, dopo un primo momento di nuovismo, recuperarono parte del ceto politico della prima Repubblica, magari non i principali esponenti, magari le seconde file. C'è certo una continuità, forse, di una cultura politica di fondo che però si è espressa diversamente tra la prima e la seconda Repubblica, nel senso che ehm, la, l'Italia in questo è stato un unicum, nel senso che per motivi che si possono discutere, ma insomma il fatto che siano spariti per tutta una serie di circostanze, e poi in ultima analisi anche per volontà degli elettori che non li hanno votati più, ma anche perché c'era stata un'inchiesta così importante e così devastante per molti versi per i diretti interessati, come Mani Pulite, il fatto che siano spariti i partiti di governo, che abbiano cambiato nome, e in parte, e che poi tutto questo sia, diciamo, è stato seguito immediatamente anche da un cambio del sistema elettorale e dalla irruzione nel sistema politico di un personaggio totalmente estraneo al sistema, non al sistema politico, diciamo, come protagonista, come leader, perché del sistema politico, diciamo, al vecchio sistema politico era vicino, cioè Berlusconi ha portato tanti di quei cambiamenti che oggi si può dire che la politica di oggi è totalmente irriconoscibile rispetto alla politica di ieri. D'altra parte sono cambiate anche tante altre cose, è cambiato il sistema della comunicazione, è cambiato il modo con cui la gente si forma delle opinioni, quindi in questo si può dire anche che gli elementi di continuità in quei termini sono pochi. Ci sono degli elementi di continuità strutturale, ma come il passaggio da un tipo di sistema all'altro, ovviamente nelle strutture pubbliche, amministrative, eccetera. Quello però che mi sento di dire è che questo libro non è e non vuole essere, lo scrive anche Bobo Craxi nella bella prefazione che mi ha scritto,
Non è assolutamente un libro apologetico, anzi lui lo ha definito poi in una presentazione che aveva fatto un libro, diciamo, critico ma intelligente verso diciamo, quella esperienza. Quindi non è sicuramente un libro apologetico, non è sicuramente neanche un libro di demonizzazione, è un libro storico o di analisi storica e tuttavia noi sappiamo che sulla Prima Repubblica, sulla figura di Craxi, ma in generale sulla Prima Repubblica, si è esercitato tanto la demonizzazione quanto l'esaltazione critica, in un tempo in cui la storia, anche la storia viene vista in modo un po' superficiale e tirata per, insomma, Convenio. Si farà con la storia giornalistica, con la eh, storia giornalistica che poi ci hanno scritto, le apologie, insomma, non rendono mai giustizia alla quindi persona. Su quello io convenio, sì, su ho quello convenio. cercato di ricostruire un po', come dire, come dire, focalizzato attraverso la vita di un partito, il suo gruppo dirigente, il gruppo di intellettuali che discuteva di certe cose. Ho cercato di illuminare una parte di quella che è stata la storia della Repubblica Italiana. A me che ho vissuto da adolescente quegli anni, vedere lui che soggiornava alla Rafael, bello albergo con le edere, e poi teneva la sezione in via del Corso, è un aspetto un po' romantico il Partito Socialista, insomma, pure nell'immaginario collettivo, teneva questo aspetto un po' ci si poteva, insomma, scrivere molto, insomma, poi il personaggio, insomma, visto da vicino, com'era? Da come tu ti sei fatto un'idea. Ma sai, sicuramente, allora, io ne faccio anche un po' una questione generazionale, nel senso che Craxi era troppo giovane per aver vissuto da adulto, diciamo così, il fascismo, il dopoguerra, troppo anziano per fare il 68 e ha vissuto quella generazione che si è formata anche nelle rappresentanze universitarie. Ecco, Craxi è stato un grande protagonista della vita universitaria degli anni 60, 50, 60. In questo senso era un mondo, altro protagonista era stato Pannella nell'UCI, no? Paolo Ungari, cioè tutta una serie di figure che si erano formate nelle università e in questi organismi di rappresentanza avevano un grande peso, nel senso che sui giornali si parlava dei congressi di queste rappresentanze universitarie, in un'università che era molto diversa da quella di oggi, certamente molto più stretta, molto meno frequentata, e, ed è stato comunque un grande laboratorio di classe dirigente. Quindi c'è anche un discorso, se vogliamo, generazionale su questo piano. Poi certamente la figura di Craxi è stata anche una figura, ecco, forse è stato uno dei, io dico nel libro che negli anni Ottanta lui, Spadolini e De Mita un po' si contendono il primato anche di una politica che diventa sempre più televisiva, sempre più, proprio per motivi banalmente tecnologici, sempre più identificata con i leader. Craxi certamente era una figura che nell'aspetto, nelle pose, nell'oratoria asciutta e pure molto suggestiva, e suscitava molto, era come dire un vero leader carismatico. Oltre a questo, ovviamente, suscitava molte avversioni, come è tipico dei leader che diciamo, hanno un peso nelle vicende politiche di un paese per un certo periodo. Quindi sì, certo, fu una,
Poi ovviamente c'è fiorita tutta una memorialistica su Craxi, chi lo racconta come un uomo, chi lo racconta come un uomo iracondo, ma anche capace di molta, di grandi amicizie, chi lo racconta come un timido, no? Che si difendeva dalla sua timidezza, come spesso fanno i timidi, ostentando sicurezza. Ovviamente nel mio libro non sono analizzate molte di queste cose, però c'è qualche accenno un po' a come veniva anche interpretato in questa chiave un po' di colore, come si dice, Craxi e il craxismo. Ci sono, poi ovviamente su questo rimando alle biografie che sono state scritte su di lui che affrontano anche un po' il tema umano. Il tema umano è sempre fondamentale perché non dimentichiamo che poi le idee sono importanti, ma camminano nel bene, nel male, talvolta corrono, talvolta zoppicano sulle gambe degli uomini e delle donne. Io ti ringrazio, è stata veramente una bella presentazione, abbiamo parlato a 360 gradi e ringrazio qui Saro Freni per aver presentato il PSI di Craxi 1976-1987, edito da Mimesi.